potrebbe andare tutti quanti allo zoo comunale. Vengo anch'io, no, no, per vedere come stanno le bestie feroci e gridare aiuto, aiuto, è scappato il leone, e vedere di nascosto l'effetto che fa. E vengo anch'io, no, tu no, vengo anch'io, no, tu no, e vengo anch'io, no, tu no. Perché? Perché no? Buona giornata cari amici di Media News TV Europe. Fari puntati quest'oggi sulla 17ª rassegna del Girotonno 2019, conclusosi ieri dopo 4 giorni intensi di gare culinarie ed enogastronomiche che hanno visto vincere l'Italia. Gli chef Stefano De Gregorio e Rocco Pace hanno avuto la meglio sull'Ecuador, conquistando sia la giuria tecnica che quella popolare. Il piatto degli chef italiani, intitolato Parma, Modena, Carloforte, a base di tonno fresco e sottolio, panna fresca da cucina, albumi, zucchero di canna e aceto di mele, ha incassato un punteggio complessivo di 8,76, media dei voti espressi da entrambe le giurie durante tutte le gare. I premi speciali assegnati dalla sola giuria tecnica, presieduta da Andy Luoto, alla miglior presentazione e originalità, sono andati invece agli chef dell'Ecuador Álvaro Daniel Kimi Verrón e Filippo Billi, che hanno presentato il piatto Encellado Frio, a base di ventresca di tonno, radice di tapioca con pomodorini e spezie. Ancora una volta la cucina e le celebrazioni del tonno nelle sue 1000 sfumature si sono dimostrate l'anima della manifestazione organizzata dal Comune di Carloforte in collaborazione con l'agenzia di comunicazione e feedback di Palermo. Andiamo a sentire a tal proposito il sindaco di Carloforte Tore Puggioni, intervistato a fine rassegna. Allora, signor Sindaco, siamo al termine di questa bellissima rassegna, 17ª edizione internazionale di Girotonno 2019, le considerazioni? Mi piange il cuore perché vorrei veramente iniziare tutto da capo, vorrei che fosse ancora giovedì, perché vivere questi 4 giorni così intensamente, con tanta gente, una fiumana di gente che è venuta dappertutto, e mi fa veramente piacere. Ho l'onore di rappresentare Carloforte e la mia comunità, e non è da poco, perché è una comunità che merita, una comunità che si è imposta in modo veramente forte a livello internazionale con questa manifestazione che dà lustro alla nostra cittadina, e noi abbiamo messo del nostro in questi anni per cercare di portare veramente, di dare un valore al Girotonno, che il valore del Girotonno è dettato dalla nostra tradizione, dalla nostra cultura, dalla nostra storia, dove il tonno rosso fa parte della nostra storia e ci fa sentire capitale mondiale del tonno rosso, e non solo ci dà la possibilità di far vedere questa bellissima isola e di farla visitare, venderla, acquistare delle cose, ma soprattutto di ritornarci in quest'isola magari da turista, magari cercando di vedere le bellezze naturali. Ci sono 37 km di costa tutti da vedere, spiagge bellissime, falesie dalla parte nord incantevoli, quindi l'isola offre tanto, e noi col Girotonno dobbiamo esaltare queste peculiarità, perché per noi sono fonte di vita, ma è anche veramente un orgoglio indescrivibile. Ieri, nell'ultimo giorno del Girotonno 2019, si è registrato un forte incremento di visitatori e di presenze nell'isola. Le corse dei traghetti da Calasetta e Portovesme hanno viaggiato a pieno regime, registrando ancora una volta per questa edizione del Girotonno numero 17 il boom di visite. A conferma di quanto il tonno sia una vera calamita per il palato dei visitatori, gli stand del Tuna Village nella banchina Mama Maon hanno lavorato senza sosta. I visitatori hanno potuto scegliere tra i sapori di Sardegna, ricette della tradizione carlofortina cucinate dallo chef Secondo Borghero, tra cui la capunada e il pasticcio alla carlofortina, e la cucina dal mondo, che ha dato spazio ai piatti della tradizione italiana, francese, giapponese e americana, preparati dagli chef Lorenzo Lavezzari e Andrea Provenzani, tra cui il poke maguro e il tuna burger. Nelle 2 serate finali, da segnalare il successo per gli spettacoli di artisti d'eccezione come la nota cantante di origine sarda Bianca Zei e del gruppo internazionale cipriota Minus One.
Chiudiamo il nostro approfondimento con le considerazioni finali del sindaco di Carloforte Salvatore Puggioni, ringraziando per la cortese attenzione da Renato Scano. A tutti voi la più cordiale buona giornata. Abbiamo fatto un'importante ordinanza condivisa già da 2 isole in Italia, che sono le Tremiti e Pantelleria, che è l'ordinanza sulla plastica, per evitare appunto che la plastica ci invada con danni veramente notevoli anche alla nostra salute. Quindi stiamo cercando di abbinare questa manifestazione a questa bellezza dell'isola. Quest'anno è andata molto bene, adesso non ho ancora i numeri, però è evidente che ci sono dei segnali molto positivi, perché ad esempio nelle gare il giorno di apertura abbiamo venduto già subito tutti i biglietti, abbiamo avuto un grossissimo successo col villaggio espositivo nel lungomare, un successo anche nella banchina Mamma Maon per il Tuna Village, dove abbiamo riproposto come lo scorso anno la cucina internazionale e siamo ritornati alla cucina carlofortina sarda e c'è stato veramente, mi stanno dicendo che abbiamo battuto il record come biglietti staccati e quindi come incassi. Quindi, ripeto, non è tanto il valore dell'incasso, ma è l'immagine che deve venire, perché a noi il turista vero è quello che viene a Carloforte, viene magari per il girotondo in un'altra circostanza, ma poi ci ritorna. Quello veramente è importante per noi, perché è volano di economia e anche di un po' di orgoglio, perché noi abbiamo sì 280 anni di storia che ci identificano, bellissima la storia di Carloforte, ci identifica in modo particolare. Noi siamo vicini ad esempio a un riconoscimento importantissimo dell'UNESCO come patrimonio immateriale dell'umanità per la nostra lingua, perché noi parliamo di lingua a Carloforte, il nostro tabarchino non è un dialetto, è una lingua. Quindi difendendo la nostra identità, valorizzando quelle che sono le nostre peculiarità, potremo ottenere un successo più roseo per il nostro futuro. Ecco, a parte poi la parte enogastronomica importantissima, così come hai detto tu precedentemente, poi c'è anche stato un grande interesse per lo spettacolo, soprattutto ieri per Biancazzei, e questa sera ancora con un gruppo cipriota davvero importantissimo. Noi gli spettacoli li intendiamo come contorno a questa manifestazione e abbiamo avuto un grande successo anche ieri sera e anche l'altra sera, dove abbiamo dedicato la serata ai giovani. Ieri sera in modo particolare, perché Biancazzei rappresenta un qualche cosa anche per il girotondo. È un contributo alla Sardegna, la nostra madre isola, che ci ha accolti con grande amore 280 anni fa, quando venivamo dalla Tunisia, dall'isola di Tabarka, e ci ha insegnato a vivere da isolani, ci ha insegnato la cultura sarda, ci ha insegnato a difenderci dal nemico. Ecco, la scelta quest'anno di Biancazzei, che è un'artista sarda e che aveva dubbi che non si sentiva sarda, ieri sera è stata smentita. Grandi emozioni, lo dico anch'io. Ha dato un contributo alla Sardegna che ha emozionato e molti hanno lasciato scendere anche qualche lacrima. Davvero complimenti allora sindaco, a te e a tutti i tuoi collaboratori. Hai detto prima, già da oggi pensiamo già al prossimo anno. Assolutamente, domani pioveranno relazioni dappertutto, la prima sarà della Feedback, l'altra sarà della Capitaneria, l'altra sarà della Questura, l'altra sarà di tutti i cittadini, perché tutti i cittadini ci devono aiutare a migliorare e a difendere questa manifestazione nel modo giusto, è chiaro, perché noi non vogliamo che ci siano critiche politiche o tanto per fare, perché quelle non servono a niente, perché poi gli amministratori passano e Carloforte rimane. Il tono continua a correre, a fare la sua corsa e quindi facciamo 2+2. Insomma, per quanto mi riguarda devo ringraziarti, perché a te e tutti i tuoi collaboratori, perché avete avuto davvero un'ospitalità eccellente per la mia emittente televisiva, per cui davvero un grazie di cuore. Ma il tuo è grazie per la pubblicità che ci hai fatto, grazie per averci messo a disposizione la tua emittente, ma il tuo è un invito doppio, perché tanto anche ho già capito che anche tu e tua moglie siete ormai innamorati di Carloforte e quindi mi fa veramente piacere vedervi, ospitarvi e vivere in questo bellissimo posto. Grazie di cuore e naturalmente questa sera ci godiamo l'ultimo spettacolo. Sì, Minus One è un complesso cipriota che farà della musica rock e li aspettiamo, quindi chiudiamo in bellezza. Grazie sindaco, in bocca al lupo. Grazie a tutti voi.
potrebbe andare tutti quanti allo zoo comunale. Vengo anch'io, per vedere come stanno le bestie feroci e gridare aiuto, aiuto! E scappati il leone e vedere di nascosto l'effetto che fa. E vengo anch'io, vengo anch'io, e vengo anch'io. Ma perché?